Bentornati, questo è sempre Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda quest'oggi da Lignano da Legnano, non siamo ancora al mare, siamo molto felicemente a Legnano, allo Spazio Ferioli, in piazza San Magno al numero 3, lo dico per i non legnanesi che invece sanno benissimo qual è questo spazio all'interno di un antico cortile, e noi parliamo insomma di un'altra importante istituzione di Legnano. Ne parliamo con la sua direttrice Teresa D'Antona. Buongiorno. Buongiorno. Il Museo Archeologico Sutermeister. Sì, Sutermeister. Noi colpevolmente ne abbiamo parlato poco nelle nostre trasmissioni, e adesso che siamo qui vogliamo in parte rimediare e poi restare in contatto. Intanto raccontiamo la sua storia, quando è stato fondato e soprattutto anche con quale obiettivo, con quale missione. Sì, allora il Museo Civico è stato fondato nel 1929 e le sue raccolte sono frutto di una appassionata ricerca dell'ingegner Sutermeister che si appassionò al tema dell'archeologia fin quando ventenne ebbe modo di visitare l'Egitto e il Medio Oriente. Le raccolte vennero effettuate dal 24 al 64 circa sul territorio legnanese, e lo stesso Museo Civico è diciamo l'emblema di questa volontà di recuperare tutto il possibile dal territorio, perché il museo è stato costruito riprendendo la pianta di una villa nobile dei Lampugnani che sorgeva sul Corso Sempione e che venne abbattuta ormai rudere per far posto ad una mensa aziendale, la mensa del cotonificio Cantoni, e nella ricostruzione sono stati utilizzati tutti i materiali possibili, quindi cassettoni, soffitti a cassettoni, le colonne del portico, insomma proprio nello spirito di riutilizzare e tramandare ai posteri tutto il possibile. Il Museo Civico, ricordiamolo, è l'unico museo che c'è tra Milano e Varese, quindi è un punto di riferimento per la soprintendenza, l'università e la città e tutto l'Interland, quindi diciamo che ha un ruolo fondamentale. Come è fatto? Raccontiamone un po' la struttura, le dimensioni, come è organizzata l'esposizione del museo. Allora, il museo appunto riprende la pianta di questa casa nobile dei Lampugnani ed è strutturato in più ambienti, come poteva essere allora, su più livelli. Al piano diciamo seminterrato si trova la sala romana con tutti i rinvenimenti delle tombe romane, perché poi sono quelli, no, i corredi funebri che testimoniano comunque il modo di vivere di quel periodo. Poi provengono dal territorio o provengono dal territorio? Provengono dal territorio, sì, assolutamente. Poi abbiamo il Salone d'Onore, dove recentemente abbiamo esposto i rinvenimenti di Pogliano Milanese. Si tratta di 17 tombe, sono poche, 17, però comunque rappresentano significativi reperti che sono stati appunto trovati nel corso della costruzione di un'autostrada, di uno svincolo autostradale, ecco, quindi vedi. vengono stati depositati lì. Sì. Poi abbiamo comunque lo studiolo, dove sono stati esposti i reperti della collezione Sala, che attualmente è incomodato al comune di Legnano, ma è di proprietà della famiglia legnanese. Tra l'altro noi collaboriamo costantemente col Museo Civico Archeologico di Milano e in collaborazione con la famiglia legnanese è stato attualmente in trasferta un pezzo unico, una Lecanis del III secolo a.C., che è esposta al Museo Civico di Milano. Spieghiamo per i non esperti cos'è una Lecanis. Ecco, la Lecanis è difficile, non si sa esattamente quale sia il ruolo della Lecanis. Comunque è un manufatto con un coperchio che si immagina possa essere un segnacolo di una tomba. Potrebbe essere un cinerario? No. Non si sa, potrebbe, sono ancora in corso degli studi. Comunque è un pezzo unico, veramente, perché è integro.
E quindi a Milano quindi ve l'hanno chiesto, ce e quindi l'hanno adesso chiesto è in e corso gliel'abbiamo Magenta, dato. ecco. Però poi c'è insomma c'è sempre uno scambio fra i vari musei, però noi comunque come museo civico e ufficio cultura, servizio cultura, collaboriamo con tutte le istituzioni e le associazioni del territorio. Certo. Tra l'altro volevo segnalare che recentemente abbiamo collaborato per la predisposizione di un bando regionale sulle Olimpiadi della Cultura e siamo stati assegnatari di un contributo di 100.000 euro, questa è un'anteprima diciamo su Radio Bravi. Popolare, Che appunto userete anche il museo per? ci useremo per fare una rassegna di filosofia che comprenderà appunto anche delle conferenze sui ritrovamenti archeologici, rilievi archeologici delle Olimpiadi, quindi in collaborazione con l'Università di Milano, ma anche prevediamo la presenza di filosofi diciamo a livello nazionale come Galimberti, Natoli e il professor Ortoleva, quindi sarà veramente dal 12 al 14 settembre al Castello di Legnano ci sarà questa iniziativa. Benissimo, risentiamoci che ne riparliamo quando sarà il momento, magari proprio in questa trasmissione. E quindi ci teniamo in contatto, no, non si spaventi. No, parleremo anche della mostra fotografica, allora in collaborazione con il Festival della Filosofia Etica di Lodi. Esatto, di cui parliamo molto spesso, tra l'altro, di cui parla Tiziana Ricci negli spazi, insomma siamo stati anche a Lodi e abbiamo avuto i responsabili del Festival della Fotografia Etica, mi fa piacere che collaboriate. Invece io vorrei farle un'altra domanda, mi ha colpito il fatto che abbia detto che questo, io non lo sapevo o forse non lo ricordavo, che questo sia l'unico museo di fatto fra Milano e Varese, l'unico museo di questo tipo archeologico, insomma, che quindi ha un certo tipo di reperti e di disponibilità di collezioni. Che numeri avete? Com'è il vostro visitatore tipo? Allora, noi dunque collaboriamo sostanzialmente con le scuole. Organizziamo attività, sono soprattutto le scuole ma anche i cittadini studiosi interessati. Noi abbiamo un rapporto costante con le scuole e l'amministrazione ha stabilito di offrire alle scuole elementari e secondarie di primo grado le attività a titolo gratuito, quindi abbiamo un catalogo di attività e di attività laboratoriali che si svolgono costantemente durante tutto l'anno e quindi ogni anno raccogliamo le adesioni e devo dire che le scuole partecipano con entusiasmo a queste iniziative che si svolgono sia al museo che sul territorio o addirittura in classe. Abbiamo un team di collaboratori, archeologi che vanno nelle scuole sia a raccontare cos'è il museo, la storia del nostro territorio oppure a svolgere dei laboratori, insomma. Un'altra cosa che le chiedo a proposito di questo, ormai abbiamo imparato che i musei possono essere anche dei riferimenti per tante attività, eventi, talvolta aprono la sera per occasioni speciali e così via. Anche voi lo fate o intendete farlo? Sì, assolutamente, noi lo facciamo, organizziamo delle attività soprattutto nel periodo estivo perché abbiamo un bellissimo giardino e quindi organizziamo concerti, conferenze nel giardino e quindi sì, lo facciamo. E infine le chiedo l'ultima cosa, prima di dare i riferimenti anche nel vostro caso in rete per trovare tutte le indicazioni, insomma, perché penso che insomma, ascoltando la nostra trasmissione molti che magari non lo conoscono, il Museo Sutermeister vorranno visitarlo, no? Visto che tra l'altro è così vicino a tante città. Che non siano appunto quella che lo ospita. Ma volevo chiedere una cosa importante secondo me. A parte il pezzo che è in prestito al Museo Archeologico di Milano e che quindi si può andare a vedere lì, qual è la cosa che proprio non bisogna mancare se si viene a visitare il museo? Parliamo del visitatore distratto. Visitatore distratto a cui vogliamo bene lo stesso perché è sempre meglio che niente, come si suol dire, però Ma a me piace molto la Sala Romana perché un po' ci conduce lungo tutto il percorso della vita del romano, quindi abbiamo, non so, le
le coppe, non so, le modalità degli oggetti che facevano parte della vita quotidiana, anche quelli che erano utilizzati per l'igiene quotidiano, quindi i balsamari che contenevano quindi gli unguenti. Quindi a me piace molto quella e consiglierei quella, che è molto evocativa, diciamo. Ok, allora abbiamo dato un'indicazione anche a chi, insomma, magari i musei non ha mai il tempo di visitarli per intero, lo so che non bisognerebbe dirlo, ma sono tanto, sai, insomma, che al Louvre stanno discutendo se togliere la Gioconda, insomma, dalla visione, perché sennò la gente va a vedere solo quella e poi non vede il resto del Louvre, ma insomma quello è un problema loro, che poi risolveranno insieme all'overtourism di alcuni musei. In questo caso invece noi vi invitiamo a scoprire il Museo Archeologico Sutermeister. Io ringrazio molto Teresa D'Antona, le auguro buon lavoro, diamo i riferimenti in rete del museo. Museo Civico Sutermeister, e poi per le attività culturali Città di Legnano. Benissimo, allora grazie, risentirci Grazie a lei. presto, Buongiorno. risentirci, a presto.